cose che non sai. Radio Milan Inter. Colori diversi, stessa passione. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco di vidro, è a vida, è un Cosa sogno. facciamo? Facciamo andare avanti per un po' perché è così bella, Facciamo andare avanti per ore, ufficiale tifo Brasile. 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 Sì, mi è stato antipatico fino all'altro giorno, ma adesso. Beh, ti ha convinto qualcosa l'ultima partita? Sì, si è fatto male Neymar, non c'è Thiago Silva e allora tifo Brasile. Dovranno giocare un po' meglio. Esatto. È vero. Allora, caro mortificatore, caro mister Controcalcio, devo dirti la verità che questa settimana senza, abbiamo avuto una comparsata da altre parti, sì. e quindi, anzi, però, domani sera mi raccomando, seguiteci su Telemilano. Su Telemilano dalle 12. 22:30. Lo so che c'è la semifinale, ce la guardiamo insieme. Veniamo un po' prima, magari, appunto. Esatto. Come possiamo perdere una cotanta Brasile-Germania? Spero che vinca il Brasile. Tutta la vita anche. Deutschland. Per fortuna che avevate detto Chi è? Ma chi parla? Chi è? Non so, ma chi è? La lasciavate ascoltare un attimo. Appunto, no, assolutamente, perché dopo si parla, perché è così bella veramente, ma tutte le altre che anche abbiamo messo. Vabbè, questo tanto per dire che si è inserito giustamente il nostro ospite della giornata di oggi, quindi Pierluigi Arcidiacono. Ciao a tutti. Eccoci. Ciao, allora, ciao. Pierluigi, adesso proseguiamo sulla faccezza. Ti piace la musica brasiliera, samba, bossa nova, Jobim, allora, questa Sergio è Mendes? Una delle caratteristiche del Brasile che viene presentato sempre secondo alcuni aspetti, mentre è un grande paese che certo. Qualsiasi giocatore può sostituire un altro giocatore e qualsiasi canzone può sostituire un'altra canzone. Ecco, però posso dirti una cosa, che a distanza di 52 anni queste musiche sono veramente senza tempo. Cioè loro hanno cercato di ricambiare. Io so che per esempio Sergio Mendes ha fatto 7-8 anni fa una versione di Mascherata che fece nel 66, è fantastica, molto ritmata con strumenti moderni, ma è fantastica, è ritmata. Però quando senti Mascherata Brasile 66 dell'epoca hai proprio un fascino che è incredibile, è incredibile. Anzi, poi la facciamo sentire, dai. Va bene. No, dopo, quella originale. Appunto, la sentiremo esatto. Successivamente. Questo anche per dire che abbiamo guardato l'avvio, diciamo, della canzone alla mia sinistra, perché c'è Michael che New Entry, eccolo qua. Almeno New Entry, non so se ha già fatto qualcosa già dentro a Radio Milan Inter, comunque nel caso... se chiamate non insultatelo perché è grosso, parecchio. Sì, è grosso parecchio, e poi soprattutto perché magari pensate avete delle rivalse nei confronti di Luca Bianchino, che ha svolto benissimo il suo lavoro, anzi lo salutiamo per la nuova avventura. Adesso abbiamo Michael. Abbiamo fatto un po' di ironia sotto la riserva perché dicevamo Michael o Maicon Douglas, sai, giocatore dell'Inter, no? Che hanno sbagliato all'anagrafe e hanno scritto Maicon invece che Michael. Gioca ancora Maicon. Gli amici interisti mi chiamano Michael. Ah, vedi? Maicon, che ha strappato il posto per fortuna a Dani Alves, che è inguardabile. Beh, hanno capito che ormai quello correva sulle ginocchia, insomma il Michael tutto sommato una partita. Michael almeno gioca, quello aveva una pettinatura improponibile, ma anche il calciatore era improponibile, voglio dire. Bene, allora facciamo un piccolo, diciamo, sommario, no, della nostra puntata, no? L'abbiamo già parlato. Allora c'è la presenza di Pierluigi Arcidiacono, è chiaramente legata a questa mostra che ha organizzato assieme a Serenella Calderara al Palazzo Sormani, di cui cominceremo a parlare a breve. Poi ci sarà sempre in ogni quarto d'ora una piccola nostra faccezia, perché siamo partiti tipo un mesetto fa dicendo perché non facciamo il mondiale degli inni, no? Che è stata una tua bellissima idea. Sì, però far ascoltare 32 inni diventava una cosa un po' complicata. Cioè dovevamo partire da mo'. Adesso siamo un po' in ritardo. Siamo leggermente in ritardo. Bisognava partire a marzo a far sentire. Esatto. Sì, perché poi di ogni inno sono andato a sfrucugliare un po' dei significati di alcuni inni quando sono stati anche composti. Quindi è anche bello andare a cercare. A me piacciono molto gli inni in generale, no? E quindi chiaramente andare a vedere questo, cioè soffermarsi anche, diciamo, un piccolo allargamento, chiamiamolo così, culturale. Ma qua a Che Calcio Che Fa non si fa cultura. No, non si fa per niente cultura, perché becerume. Questo si fa becerume. Questo è mortificatore molto preciso. Questo. Anche il becerume a suo modo può avere dei risvolti. Scherziamo. Dipende da chi è l'allievo. No, siamo trasversali. Abbiamo un'età che ci possiamo concedere anche di essere un po' beceri. Esatto. Però abbiamo anche un po' qualche deriva culturale. Io ad esempio, giunto a 53 anni, mi sentirei pronto per fare la terza media.
Cioè, a me piacerebbe rifare il programma delle 3 medie. Ma dai, così. Mi piacerebbe così Questo, perché questo sarebbe da sviscerare. No, perché all'epoca avevo altri interessi, ovviamente, essendo adolescente, gli amici. Invece adesso sai che è incredibile il tipo di libro, cosa? il tipo di Posso libro. dirti una cosa? Che io ero un asino al liceo, gli ultimi 2 o 3 anni mi sono trascinato in matematica, proprio gli integrali, analisi, a me proprio non piaceva quella matematica al liceo scientifico. Devo dire la verità che un anno fa ho detto incomincio a prendere in mano il libro. Per dire, devo superare quell'impasto, perché cosa aveva questa matematica da non poter essere capita, no? All'epoca, quindi si supera. Penso che a me non è mai venuto in mente di riprendere letteratura greca piuttosto che vedi? No, zero proprio. Beh, ma forse perché magari l'hai fatta bene, quindi benissimo. Oddio, non so. Io ancora mi chiedo come mai mi hanno promosso alla maturità, devo dire. Grazie alla commissione, grazie. No, vuol dire che eri bravo, anche se mi hai raccontato un aneddoto di un amico che ha fatto qualcosa il giorno prima con la commissione. Divertentissimo, grande uomo. Però... Ciao Ricky, ci ascolta, ciao Ricky. Però ecco, scusami, anche in quel caso lì non è che uno poteva passare con poca nozione di base, no? Insomma, quindi magari sei stato un po' aiutato, però Si poteva. Io ho scommesso con papà in terza che non avrei mai aperto il libro di ragioneria e mi sarei diplomato lo stesso. Mi sono diplomato effettivamente 2 anni in ritardo, ma io non ho mai aperto il libro di ragioneria e alla maturità c'era ragioneria. Sì, qua c'è da capire come hai fatto, comunque evidentemente le vie del Signore. Sì, guarda. No, ma anch'io te lo dico, guarda, veramente io ogni tanto me lo chiedo. Ma c'è un po' di pazzia. Beh, posso anche un'altra, poi chiudiamo perché altrimenti è una marcorda che va nel tempo. Sì, però è anche, voglio dire, una carica per i ragazzi che magari oggi stanno studiando perché hanno gli orali tra poco, ragazzi. Bravi, mettiamola così. Il sottoscritto, esattamente in 4ª liceo, sempre per il problema di matematica, fece un compito in classe di gruppo, perché all'epoca si facevano i compiti in classe di gruppo, chiaramente col gruppo dei più bravi. Presi 8. Il primo quadrimestre avevo preso 4, quindi media 6, perfetta, ecco, quindi per dire come funzionavano le cose. Adesso c'è un po' da vergognarsi ancora. Va bene, allora poi quindi faremo i nostri quarti di finale, sentiremo gli 8 inni dei quarti di finale, anche se sappiamo benissimo che nella realtà il calcio ha già prodotto i 4 semifinaliste, però li sentiremo tutti, anche non so la Francia che è uscita, sicuramente sentiremo la Marsigliese, via via. È una nostra piccola, diciamo, chicca legata a questa puntata. Se poi volete aiutarci, ovviamente, no, tramite i vostri sms al 392 8263 444 oppure anche chiamandoci al telefono 02 39 65 65 65 oppure mail che è redazione@milaninterradio.tv. Bravissimo. Okay. Oppure le nostre solite pagine di Facebook, che calcio che fa. Esattamente, pagine di Facebook che Gabriele calcio Borzillo, che fa, dove ci siamo io e lui con un ombrello. No, perché ci ripariamo dai palloni che cascano. E poi invece sentiremo nella seconda ora, ed è l'anteprima di quello che sarà una puntata probabilmente di settembre/ottobre, sentiremo Gianni Bellini, che è l'organizzatore della mostra. Oggi parliamo proprio di mostre, no? Della mostra delle collezioni, degli album, delle figurine di tutto il mondo, di questo importantissimo collezionista. Probabilmente è il più importante al mondo. Sì, più importante al mondo. Leggevo anche un articolo che è stato fatto appunto dal giornale, che lui ha praticamente una corrispondenza con 300 corrispondenti in giro per il mondo, quindi lui ha i suoi riferimenti, ha effettivamente organizzato questa mostra cattolica che sta andando benissimo, dove è molto bello girare per le Sardine di Catole e vedere la gigantografia, non so, di Schachner, oppure non so, del Piero del 1998, cioè girare insomma indubbiamente con tutte queste proprio 98 mi dovevi dire. No, è l'anno che veramente non l'ha messa dentro. È stata la tragedia. Ma per altri motivi poi. Vabbè, adesso più vicini. Ma sì, certo. Ai comuni colori, ecco. Va bene, allora parlaci di questa splendida mostra che tra parentesi io sabato non sono riuscito ancora ad andare a vedere, ero lì, poi ho dovuto saltarla. Allora, innanzitutto tranquillizzo perché la mostra rimarrà aperta sino al 22 luglio, che poi dovrebbe corrispondere alla chiusura della Biblioteca Centrale di Milano, cioè della Sormani,
e poi perché è lì alla Sormani, via il Corso di Porto Vittorio, no? Cos'è? Corso di Porto Vittorio. Sì. E in pratica, appena entrati, prima di accedere agli spazi di consultazione dei giornali e dei libri, c'è questo ambiente che è stato dedicato alla mostra. La mostra, in verità, io e la dottoressa Calderara l'avevamo già proposta nel 2011, erano 40 anni dalla scomparsa di Armando Picchi, e era andata per volere dell'Inter al Museo San Siro, quindi era stata ospitata al Museo San Siro per poi trasferirsi nella città natale a Villa Fabbricotti a Livorno. Adesso l'abbiamo ampliata, sempre in collaborazione col Museo San Siro, con l'Inter che ha messo a disposizione la Coppa dei Campioni nel 1964, con il dottor Paolucci che ha messo a disposizione la maglia con la quale Armando Picchi ha giocato la finale di Coppa Intercontinentale nel 64, con alcuni documenti personali, ovviamente con la famiglia, con l'archivio mio, con l'archivio della dottoressa Calderara e con ovviamente un grande contributo dell'Inter. È un errore considerare questa una mostra di calcio. Questa è una mostra sull'uomo Armando Picchi, un uomo veramente particolare che ha saputo essere testimone di quello che è un vero uomo sia sul campo con i suoi successi nazionali e internazionali e sia nella vita. Armando Picchi è sempre stato un po' il riferimento, ancora oggi chiacchierando di calcio, mettiamola un po' così. Sì, c'è certo che se ci fosse Picchi a guidare la difesa, cioè era perché veramente, soprattutto, com'era il calciatore Picchi e l'uomo Picchi? Che cos'è? Cioè, qual era il trade union tra i due? Ecco. Allora, come ha detto il dottor Moratti, il presidente che ha guidato l'Inter in questi anni, figlio di quello che veniva definito il presidentissimo, cioè Angelo Moratti, che ha vinto appunto in 6 anni 3 scudetti, 2 coppe. Scusami, questo è quello che ti ha detto, l'hai incrociato, è venuto a vedere la mostra? Lui è venuto all'inaugurazione, ma era già venuto a Livorno, era già venuto a San Siro, comunque. Lui ha detto che l'Inter senza quel Picchi non sarebbe stata l'Inter, ma soprattutto si dice che anche Angelo Moratti, andando via Picchi, decise di lasciare. È vero. Frizzoli, che è il presidente che è venuto dopo Angelo Moratti, aveva già svolto tutte quelle mansioni che sono tipiche del presidente nell'anno precedente, nell'ultimo anno di Moratti. Ma per rispondere alla domanda, in verità non c'è differenza tra l'uomo e il calciatore, perché faccio un esempio: nella mostra noi facciamo vedere 2 foto, una è in un derby dove lui calma Jair, cioè il capitano, c'è una specie di rissa e lui calma Jair. Ma a un certo punto invece, in una partita sempre a San Siro ma contro l'Unione Sovietica, quindi in nazionale, continuano a dare i calci a Corso e gli danno il fior di calci. Allora lui in un'immagine richiama Corso all'ordine, guarda che bisogna giocare, nell'altra immagine, come si dice a Livorno, gli va sul muso, cioè va dal giocatore dell'Unione Sovietica e dice: stai attento perché adesso ti metto a posto io. È una volta adesso sto facendo vedere l'immagine forte del giocatore, si era nei paesi dell'est, ci fu un'invasione di campo di circa 200 spettatori, tutti andarono negli spogliatoi, lui andò da solo verso gli spogliatoi e li ricacciò uno per uno sugli spalti, gli diedero anche un'onorificenza però invece, come ricorda la dottoressa Calderara, che purtroppo oggi non può essere presente, la salutiamo, lui la sera, il pomeriggio della domenica giocava e il lunedì andava sempre a mangiare dalla mamma e si metteva le pantofole, che sembra una cavolata, no. Ma mettersi le pantofole è: ti rispetto mamma per chi sei e per tutto il lavoro che tu svolgi. Cioè, altra cosa velocissima, poi andiamo ma approfondiamo anche questi momenti qua, indubbiamente. Quindi. Testimone del Vangelo, lui faceva tantissima beneficenza, ma la faceva in modo giusto, cioè quella persona aveva bisogno il vestito per la comunione per la bambina, va bene, vestito per la comunione per la bambina.
ogni anno invece organizzava a Pianosa una partita con i detenuti, che all'epoca si chiamavano carcerati, portava anche sarti, per dire, qualche giocatore, giocavano e poi si mettevano lì con un banchetto, con un foglietto e segnavano tutte le esigenze di questi detenuti. Famoso il giorno in cui scomparve, all'epoca si usava fare la veglia nella cappella della Misericordia e alle 4 del mattino la sorella di Picchi vede arrivare una signora con un bambino piccolo e si preoccupa perché nonostante fosse maggio faceva freddo alle 4 del mattino e dice: ma questo bambino alle 4... perché lei non si preoccupi, quest'uomo ha fatto uscire mio marito dal carcere, ci ha comprato la casa e gli ha trovato il lavoro. Mi sembra proprio, cioè, non facciamo neanche delle considerazioni rapportate ai tempi che stiamo attraversando, perché quello fa proprio parte del personaggio incredibile, perché la vera beneficenza è quella che non viene chiaramente strombazzata, anzi poi sono dei progetti, quelli che si dicono i progetti ben precisi, no, di beneficenza, no? Diciamo specifici in base alle esigenze che tu però puoi controllare, perché purtroppo adesso ci sono onlus positive, qualche altra un po' meno positiva, ci sono delle situazioni in cui la beneficenza sta accettando un po' un insieme di anche proprio di spostamento di interessi da parte di gente che magari non ha lavoro, ecco, apre un po' in quella direzione lì, no? Più delle esigenze vere e proprie, cioè diventano un po' delle situazioni di parcheggio di ipotesi di lavoro, più del progetto in sé, no? E quindi sapere che una persona, anche solo per fare la lista delle cose a cui mancavano ai detenuti, sapendo che poi quella roba lì sarebbe proprio arrivata lì, è proprio la vera beneficenza, no? In base proprio alla richiesta. Poi c'è un'altra cosa molto importante. Nel Vangelo si dice appunto che nessuno ha amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici. Ovviamente Gesù si riferisce a se stesso, no? Però il principio è un insegnamento di vita questo, no? Ben preciso, cioè se tu fai del bene di sicuro ti viene del bene, e viceversa anche, la no? cosa bellissima di Armando Picchi, ma perché ci sono alcune cose che sono legate ai tempi, cioè per esempio, non so, lui vince la Coppa Intercontinentale o la Coppa dei Campioni, adesso non ricordo, e Moratti gli regala una Jaguar. Ma quale Jaguar? La sua, cioè gli regala una macchina usata. E a quei tempi questa era un valore aggiunto, cioè questa era la macchina del mio presidente, quindi certo, bellissimo. Se gli avesse regalata forse nuova, forse non dico che si sarebbe offeso, rappresentava però, proprio appunto il trait d'union tra l'importanza di un presidente che era veramente al di sopra di tutto, non quelli di adesso, ecco. E queste sono cose dei tempi che sono molto distanti da certe storie attuali. Posso anche dire una piccola facezia, anche il discorso che Moratti regalò il famoso pagoda, non so se era era il pagodino a Mario Corso, quindi avendo regalato un pagodino da una parte doveva chiaramente superarlo con una macchina di una certa importanza. Tra parentesi, mortificatore, io ho iniziato già a raccogliere macchine del periodo assieme a foto di calciatori, è fantastico. È una delle puntate di settembre, assolutamente fantastico. Quindi uomini calciatori, inteso come calciatori, e la bellezza il fashion, diciamo, delle macchine, ecco, però, più o meno belle. Quello che volevo dire è che poi lui va a giocare la finale di Coppa con l'Inter, ovviamente, e quindi parte con l'Inter, e quella Jaguar la usano i suoi amici storici di Livorno per andare a vedere la partita. Quindi lui non se ne faceva molto della Jaguar. Si parlava di amicizia, no? Certo. Così esattamente come noi abbiamo esposta la foto che lui stringe la mano al principe Filippo di Edimburgo, e di fianco c'è la foto che lui mangia il caciucco fuori dalla cabina ai bagni Fiume di Livorno, che sono quelli dove lui è sempre andato e dove tornava. Ma la prima considerazione, cioè la prima immagine che tu hai ritagliato su Picchi è proprio quella, Corso con il giocatore, che poteva essere Shesterniev, che era il terzino destro, mi sembra, della Russia di quel periodo. Quindi, per dire, i due giocatori, quindi da una parte imporre con una certa forza e tenere alto l'obiettivo della partita da parte appunto della squadra italiana, dall'altra parte invece far vedere, adesso direbbero far vedere i tacchetti, no? Invece in quel modo lì vi faceva vedere la stessa faccia. Non vi pare di mortificatore, Pierluigi, che questa figura di Picchi possa essere in qualche modo stata la progenitrice del modo di giocare di Scirea
negli anni 70? Scirea secondo me era un libero completo. Io Picchi me lo ricordo molto male perché ero piccolissimo, quindi di quell'Inter di Angelo Moratti ho dei ricordi sbiaditi, lontanissimi. Comincio a ricordare bene dal campionato 70, insomma, quello vinto con il Vernezzi. Sicuramente da quello che ho letto e che ho visto, la figura di Picchi può essere paragonata sì a quella di Scirea, ma anche a quella di Maldini padre, che erano uomini tutto d'un pezzo, tutti d'un pezzo in campo. Erano loro che comandavano, ma erano esatto, anime silenziose, cioè non era quel comandare come c'è adesso che vai in campo, fai delle sceneggiate. Cioè io non credo che Picchi, Scirea, Maldini padre avessero questo atteggiamento nei confronti dell'arbitro o degli altri. Erano semplicemente uomini, erano da te, ti dicevano mezza cosa, quella cosa, mezza cosa lì, bastava. Allora, assolutamente sì, tu hai detto 71, lo scudetto dell'Inter di Vernizzi, è proprio l'anno in cui viene a mancare Picchi. Allora non bisogna dimenticare che l'estate precedente, nel 1970, lui diventa l'allenatore di quella squadra lì. Va bene, io devo dire la Calderara è juventina, poi alla fine è molto legata ai bianconeri. E quindi diventa l'allenatore della Juventus, e da quanto detto non da me, non da un altro esperto di calcio, ma da Giovanni Trapattoni, che è il calcio, i successi della Juventus degli anni seguenti sono anche grazie a quella che fu l'impostazione di Armando Picchi come allenatore. E lui si impuntò prevalentemente su Causio, però appunto aveva il giovane Capello, aveva il giovane Bettega, aveva il giovane Anastasi. Furino centrocampo, che era la sostanza. Passo un attimo alla mostra, scusatemi. Prego. Ecco, una cosa molto bella secondo me, siccome tante volte noi tifosi, io mi considero più tifoso che studioso del calcio, ci domandiamo come mai è successa questa cosa, perché non vanno d'accordo, come mai giocano così. Noi abbiamo 2 pagine di block notice scritte su entrambe le facciate, dove lui si preoccupa molto di Schnellinger. Dice: troppo amato dalla stampa, troppo amato dalla dirigenza, in realtà è un rompipalle. Uno che si esalta troppo quando vinciamo, deprime tutto lo spogliatoio quando perdiamo. Io ho paura che già la prossima stagione io potrò non essere più l'allenatore della Juventus a causa di questa presenza. Poi è bello perché è scritta a fine, ma alla fine si allarga tutta la scrittura, quindi vuol dire che si stava addormentando. Si allarga la scrittura e dice: però adesso mi sono rotto le palle, se io non fossi l'allenatore almeno potrei prenderlo a calci nel sedere. Fantastico. Senti, tanto guardavo questo libro bellissimo, Armando Picchi, un nome già scritto lassù, che è tu ovviamente, sì, edito da Il Melograno, sì. E guardavo le magliette storiche, cioè le magliette degli anni 60. C'è questa qui con le righe orizzontali. Perché non la riadottarla? Fantastico. Questa con le righe diagonali. Beh, questa anche solo proprio le 2 righe proprio questa centrali, orizzontali. Basta. Bellissima. Non c'è altro da dire, no? Questa l'abbiamo usata però in questi anni, mi sembra, come seconda maglia. Simile. No, sì, forse simile. No. Mi ricordo di un Inter misura. Quindi 18-20 anni fa. Un Inter a sponsor misura, che aveva delle strisce, delle righe, ma in realtà erano tipo tanti quadrati, era tutto un disegno hai ragione, strano. Era quello che c'era Fontolan, per dire, esatto, che aveva questi sono sbuffi. I creativi che rompono. Sì, esatto. Non i creativi. Però i creativi di adesso, delle ultime maglie. Quindi dovevamo andare la prima sfida, lo facciamo all'inizio della seconda. Parliamo un attimo, visto che siamo interisti, delle nuove maglie. Dai, così chiudiamo in bruttezza. Allora, primo, difesa di Toir, cioè questa maglia l'ha siglata, siglata, scusatemi, ma io sono abituato a guardare le persone negli occhi. L'ha siglata il dottor Moratti, perché le maglie si accettano è così. Un anno prima e si confermano. Però se uno dice ma voglio cambiare, la cambio, e se è brutta, perché non puoi, perché la campagna della Nike è quella lì. Vabbè, cioè, è già partita. È già partito tutto.
Non lo so, in realtà se vogliamo come maglia a me non dispiace, è ovvio che a me dispiace perdere il nero-azzurro, cioè nel senso certo. Se fosse la seconda direi che bellissima maglia hanno fatto come seconda maglia. Ricapitoliamo, è una maglia nera con i filettini, ma veramente una proporzione di 10-1 tra il nero e l'azzurro dell'Inter. Non so neanche se è nera o blu scura. O blu scura. No, è nera. È nera. È in Quindi fotografia che viene un difetto del digitale. Ipotizzo a questo punto qua dei pantaloncini bianchi, perché se avessimo dei pantaloncini neri è durissima, diventiamo proprio dei neri in campo. No, che i pantaloncini saranno neri. Neri, dici che saranno neri, no? Io ritengo che questa però è la mia personalissima opinione, fosse peggio quella di quest'anno. Quella di quest'anno è orripilante. Sì, questa anche, perché poi tutto sommato era già nera. Nera a strisce nere. Era già scura, è vero. Bruttissima, blu inchiostro sul nero. Passiamo, raccontaci della seconda, mortificatore. Mortificamela al punto giusto. La seconda è veramente favore. Impresentabile, è bianca con delle. La croce? Sì, la croce una croce. Invece di quella rossa famosa. Esatto, è una croce bianca su campo bianco, e all'interno, diciamo, dei 4 quadrati che si formano con questa croce. Ci sono tipo sembrano dei refusi giornalistici, cioè sembra quasi un foglio di carta di giornale stampato male. O appoggiato quando lascia l'inchiostro. Esattamente, bruttissima, insensata. Sì, perché è probabilmente la derivazione di quella del centenario, solo che non c'è il rosso, non c'è la croce tipica di Milano, quindi non vuol dire niente. La terza azzurra, poi uno se mi racconta cosa c'entra l'azzurro con Manchester l'Inter, City, siamo con quella, però quella non mi dispiace in assoluto, forse l'azzurro però voi sapete che anche per quanto riguarda il tricolore sono dovuti intervenire pochissimi anni fa per definire il colore esatto del rosso e il colore esatto del verde, senza poi contare quelli che la appennano al contrario. Sì, che appunto mettono il rosso dalla parte dell'asta, per esempio. E dunque dicevo, l'azzurro è cambiato tante volte, comunque l'azzurro è azzurro. Alla fine è l'azzurro corposo, non quello celestino, ecco. Anche perché nelle maglie anni 60, se mi sbaglio mi correggi, o la diagonale o le 2 strisce orizzontali non erano blu, erano azzurre. Cioè l'Inter è nera-azzurra. L'azzurro è quello del vostro logo, è quello lì. No, ma non sto scherzando. L'azzurro è più pesante. Quello lì. Sì. Adesso che lo vedo così è un filino più scuro. Non è un cian, che è il colore di base della quadricromia. Comunque faremo le nostre discussioni a livello del nostro azzurro tra un po', perché dobbiamo andare in pubblicità. Andiamo, pubblicità. A dopo. Radio Milanite. Radio Milanite. Radio Milanite. Colori diversi. Stessa passione. Radio Milanite. www.milaninterradio.tv, il nostro sito internet, dove potrai trovare tutte le ultime notizie della tua squadra del cuore. Diretta @milaninterradio.tv. Se volete inviarci una mail con le vostre opinioni, le vostre domande, ma ci potete trovare anche su Facebook e su Wikipedia. Radio Milaninter. Abbiamo la vostra stessa passione. Chuck Azione! Ritorna il reality shop di Bricofer. Iscriviti in coppia entro il 4 maggio su bricofer.it nella sezione Reality Shop Casting. Inviaci una foto a tema bricolage. Potrai essere selezionato e partecipare a Reality Shop Bricofer. Solo per coppie vincenti. Tanta adrenalina, lotta contro il tempo e creatività ti renderanno protagonista del video che ti farà vincere una fantastica auto. Per info bricofer.it. Bricofer, tra il dire e il fare. Buongiorno da Giovanni Acquarulo. La sparatoria di Perugia, sono gravissimi madre e figlioletto feriti a colpi di pistola ieri da un uomo, ex compagno della donna, che ha poi tentato il suicidio. Elisa Esposito. È piantonato in ospedale a Perugia Riccardo Bazzurri, il carrozziere di 32 anni che ieri mattina ha sparato all'ex compagna di 24, al figlioletto di 2 anni appena e a un'amica di lei per poi tentare il suicidio. È molto grave. Se sopravviverà dovrà rispondere di omicidio plurimo aggravato e porto abusivo di arma. E sono molto serie anche le condizioni dell'ex compagna, raggiunta da un colpo di pistola alla testa che avrebbe provocato diversi danni cerebrali. Lotta tra la vita e la morte il figlio, in rianimazione all'ospedale pediatrico Maier di Firenze. Non è in pericolo invece l'amica della donna ferita al volto. È stata lei a chiedere aiuto. Erano in macchina insieme al bambino pronte per andare in piscina quando il carrozziere si è avvicinato e ha fatto fuoco senza risparmiare nessuno. L'uomo, conosciuto da tutti come un padre premuroso e responsabile, non aveva mai accettato la separazione da settembre dalla ex compagna. La rabbia e il risentimento
l'attaccamento e la gelosia potrebbero averlo spinto a premere il grilletto in una calda mattinata di luglio contro le persone che diceva di amare. Una sfida al Papa legata alla scomunica dei mafiosi. È il commento del procuratore di Reggio Calabria, Gratteri, sull'inchino di un corteo religioso a Oppido Mamertina davanti alla casa di un boss. Il ministro Alfano parla di gesto ributtante. Aperta stamane all'ospedale Molinette di Torino la camera ardente di Giorgio Faletti, l'artista morto venerdì scorso per un male incurabile. La salma verrà poi trasferita al Teatro Alfieri nella sua Asti, domani i funerali. Telefonata di Netanyahu al padre del giovane palestinese ucciso da presunti estremisti ebrei. Omicidio ripugnante, ha detto il premier israeliano. Nella notte raid sulla striscia di Gaza in risposta al lancio di razzi, uccisi 9 miliziani. I musei italiani e giapponesi si incontrano a Siena in un evento unico, la conferenza Musei e Paesaggi Culturali organizzata da ICOM, la rete mondiale delle migliori istituzioni di tutela e valorizzazione. Ce ne parla Daniela Ubaldi. Pochi lo sanno, ma l'Italia è il paese designato per il prossimo raduno dei direttori dei musei del mondo, un appuntamento targato ICOM che vedrà la massima concentrazione di scelte e indirizzi sul futuro della nostra fruizione culturale. Alberto Garlandini, presidente di ICOM Italia. International Council of Museums, cioè l'organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali, si riunisce ogni 3 anni raccogliendo migliaia e migliaia di colleghi di tutto il mondo. In preparazione della conferenza generale che si terrà a Milano all'inizio del 2016, a Siena si incontrano proprio oggi le eccellenze museali italiane e quelle del Giappone per parlare di paesaggio. Non si può spiegare gran parte delle collezioni che sono presenti nei musei se non teniamo conto di come queste collezioni si sono formate, di come sono cresciute al di fuori dei musei, nelle comunità. La conferenza internazionale Musei e Paesaggi Culturali è per la prima volta aperta al pubblico. È tutto, appuntamento a più tardi. Se la scorsa stagione non vi eravamo ancora bastati, oggi c'è la radio piena, lo studio pieno. Quest'anno in onda anche il giovedì. Sente che c'è dell'aria fresca in studio quest'oggi, non so. Cuore di cane e voglia di liga. L'appuntamento con il calcio amatoriale Gala Sport è sempre su Radio Milanente. Allora, per prenotarsi al calciatore. No, non lo so, devi in un nuovissimo doppio appuntamento. Questo poi così alle botte si va dai 40 in su. Che canale si vede la trasmissione? Il martedì dalle 16 alle 17 e il giovedì dalle 13 alle 14. Ti dico le cose che non sai. Se penso che l'amore è darsi tutto dal profondo in questa nostra storia, sono io che vado a fondo. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Amore, amore illogico, amore disperato, lo vedi sto piangendo, ma io ti ho perdonato. Ese amor che non l'ho amato, amore, amore mio perdona. In questa notte fredda mi basta una parola, ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto.
Radio Milanite. Radio Milanite. Colori diversi. Stessa passione. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco di vidro, è a vida, è il sol, è a noite. Moltiplicatore, la facciamo andare un po' di più questa? Sì, dai. Dai, anche perché Pigi la voleva sentire quasi tutta. Dai. Sì, però ogni tanto interveniamo perché altrimenti la gente cambia canale. Dice, ma qua siamo su Radio Milanite o su Radio no, vale la pena Bossa Nova? sentirla, no, dai. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a mastradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. É uma ave no céu. É uma ave no chão. É um regato, é uma fonte. É um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe. É um prego. É uma ponta. É um ponto. É um pino. Pingando. É uma conta. Vabbè, dai, rientriamo. Questa qua io la metterei in loop tutta la notte. Allora, ve ne abbiamo già parlato, però chiaramente confermiamo questo fatto che a settembre avremo il nostro letto musicale, diciamo, della trasmissione di 2 ore di musica di Bossa Nova. Così la gente cambia canale. La gente si addormenta. No, non è vero, ogni tanto metteremo magari qualche Renato, vediamo. Insomma, meritano, anche gli annacci. No, assolutamente, come era quella della trasmissione precedente. Rientriamo, allora, prima di continuare il discorso intrapreso con chiaramente Pierluigi riguardo appunto la mostra sul Picchi a Palazzo Sormani, a Biblioteca Sormani a Milano. Parlare anche di Picchi e parlare non solo di Picchi, di tanti piccoli episodi di quegli anni che sono belli, piacevoli, no? Assolutamente sì, qualsiasi cosa riguardi la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Ce ne sono tante di curiosità e soprattutto c'è tanto da dire rispetto al calcio di oggi. Diciamo che non è legato solo al fatto che noi avevamo una certa età e quindi c'è una sorta di mitizzazione del periodo, è che proprio c'è tanta roba in quel periodo lì. Forse non so, sarà che in quel anche dagli anni 70 c'è stata la musica progressiva, c'è stata la musica rock, pop, c'è stata tantissima materia, no? Questo nel campo della musica. Infatti io allora su questa cosa non bisogna assolutamente fare confusione, perché è vero che i giovani sono i giovani e quelli un po' più grandi sono più grandi, però ci sono dei periodi storici invece in cui accadono delle cose che accadono al di là del fatto che ci sia una differenza generazionale, no? E poi per quanto riguarda la mia linea di pensiero, io queste cose le pensavo già nel 72, cioè alcune cose che pensavo su determinati uomini le pensavo già a metà degli anni 70. Anche perché si vedevano, in fin dei conti, la codifica di un gesto sul campo ha un suo significato, no? Giusto? Compreso anche quando il signor Chinaglia nel 1964 manda a quel paese Valcareggi sulla panchina, quindi quello è un gesto che fa capire che quello è un giocatore che non ci sta, un giocatore che non riesce a stare, è un giocatore presuntuoso. Era un fortissimo centravanti, però a un certo punto mi pare che entri Anastasi e faccia vincere l'Italia 3-1 contro quel famoso Haiti, no? Di Shannon. Su quel mondiale stendiamo un velo pietoso, nonostante probabilmente la seconda maglia più bella che io mi ricordi dell'Italia. Che era, scusami, che era bianca con una grande striscia orizzontale azzurra, bellissima. Esatto. È vero, hai perfettamente ragione. Era veramente bella quella maglia. Adesso qua continuiamo a parlare, a spostarci di argomento in argomento, è incredibile che uno viene in mente subito quella maglia tedesca di Beckenbauer da una parte, ma anche quella orange della finale, chiaramente Germania-Olanda con non so, Cruyff, Neskens. È fantastico quella partita lì, è fantastica in sé già perché è una partita molto particolare, che vincono dopo un minuto, hanno già il rigore l'Olanda, però dopo la Germania in casa li supera, quindi storia insomma del calcio. Torniamo ai giorni nostri, portiamo avanti il nostro, diciamo, non so, il nostro piccolo festival di Sanremo. Assolutamente, il nostro piccolo festival. Allora, facciamo sentire 2 minuti del Brasile, l'inno del Brasile, con la partita appunto con quello della Colombia, del quarto di finale tra Brasile e Colombia, che è stato chiaramente già giocato, vinto dal Brasile 2-1. Però noi cominciamo. Io so già chi votare. Ecco, votazione da 1 a 5, da 1 a 5, quindi 1 è molto basso, 5 è il massimo. Vediamo un po', vediamo la prima.
che poi l'inno del Brasile adesso va di moda in questo mondiale cantare senza la musica, no? Eccolo qua. Possiamo fare comunque delle considerazioni lungo. Cioè, ho già capito che qua la regola è dire ti faccio ascoltare una cosa ma non farla mai ascoltare. No, anche perché poi questo è un inno, studiandolo bene, modula 4-5 volte, cioè cambia veramente anche espressione. Questa è la prima parte e ne inizia una seconda adesso. Difficile però, Cambia ancora, No, perché tu adesso mi hai dato un'impostazione non emotiva ma musicale. Beh, anche. Allora io vengo dal continente dove ci sono Beethoven. No, vabbè, bisogna essere scevri da quelle logiche. Devo far finta di essere sudamericano. Ma allora a questo punto qua noi battiamo, siamo la patria del melodramma, quindi per forza. Credo che potremmo dare una votazione. Vogliamo darla? Andiamo. Da 1 a 5. Dai, Pigi. Allora, voto internazionale, anche intergalattico, diciamo, extraterrestre, 3,5. Abbiamo anche i mezzi. Sì, è come a scuola, ragazzi. C'è Il mezzo è dato proprio dal fatto che lo sta valutando un europeo. Sì. Gli darei 3. Ok. Mi piace, ma soprattutto mi piace come lo stanno cantando i con brasiliani. Pathos, con il senso di aggregazione. 4. Ecco, io dico 4 perché non riesco a dare un 5, ma a me questo inno qua piace tantissimo perché non è banale, ecco, insomma. Poi vabbè, poi mi sembra che siamo rimasti tutti più o meno sulla stessa. Comunque mi piace tantissimo fare il più cattivo di tutti. Beh, ma non sei stato cattivo, ampiamente la sufficienza gliel'hai data. Io quando li ho tutti contro sono contento. Su Facebook, per esempio, quando mi scrivono scemo, lì è il tuo vado giù di bella. Sì. Però possiamo anche dire una cosa velocissima, poi è caduto assolutamente è caduto qualcosa, non si sa cosa, va a pezzi lo studio là. No, perché questo inno, aspetta che sono andato a guardare alcune cose. Sa tutto. No, non sa tutto proprio niente, sono andato bene a fare un bel copia e incolla. C'è un bel copia e incolla, va. Cosa ci dice Wikipedia? Abbastanza. L'inno brasiliano. La musica fu composta sotto il nome di Marcia Triunfal da Francisco Manuel da Silva nel 1822 in occasione dell'indipendenza dal Portogallo, perché loro odiano il Portogallo nonostante la lingua, sono stati dominati chiaramente e colonizzati. Con la proclamazione della Repubblica del 1889 il nuovo governo brasiliano decise di adottare ufficialmente un inno, indicendo a tal proposito un concorso. La gara fu vinta dal compositore Leopoldo Miguez, ma la melodia di da Silva era ormai amatissima dai brasiliani, tanto che si registrarono persino manifestazioni popolari di protesta contro l'adozione di un'altra musica come inno, quindi tennero duro e mantennero questo. Loro addirittura quando raccontano le barzellette, noi per esempio usiamo gli americani i polacchi, noi i carabinieri, loro i portoghesi. Sì, è vero, i francesi, i belgi, ci sono queste cose, no? È vero. Quindi è dal 1822 che c'è questo. Pensa a te che storia. O gloria immarcessibile, l'inno nazionale della Colombia. Il testo dell'inno in versi settenari è stato scritto dal presidente Rafael Núñez, mentre la musica è stata composta da Oreste Sindici, musicista italiano nativo di Ceccano, emigrato in Colombia a metà dell'Ottocento. È stato suonato la prima volta nel 1887 ed è stato adottato ufficialmente nel 1920. Sentiamolo. Vediamo. 1820, anche questo, insomma. No, dai. Beh, pensavo di essere l'unico, però mi state indubbiamente seguendo in questo discorso. Non vi piace? No, non è che non mi piaccia, secondo me ha meno pathos di quello di prima. È una marcetta. È un po' come Fratelli d'Italia, è una marcetta. E l'attacco era simile.
nostro. Beh, l'attacco è abbastanza importante. Ma il nostro è provvisorio. Non il provvisorio. Non so se lo sapete che aspettiamo il pensiero. No. Allora, la marcia reale dei Savoia era provvisorio. Provvisorio. Poi è stata scelta la Repubblica nel 46 e questo inno è provvisorio. Adesso mi prendono. Qua sta entrando in un discorso un po' politico. Sì. Cambiamo completamente. L'hanno fatto come provvisorio, poi hanno detto poi ne faremo un altro. E invece è rimasto questo. Che alla fine della fiera, secondo me, questo è un inno che vale la pena mantenerlo, il nostro. Quindi ormai è questo. No, ma certo. Non si può cambiare, secondo me. No. Votazione, inno della Colombia. Pigi. Zwei. 2, andiamo su 2, mortificatore. 2,5. Io ma tu sei troppo buono. Io però voglio essere ancora più cattivo di Pigi, gli do 1 proprio. Non mi piace perché è proprio un po' raffazzonato. Allora io, aspetta, prima di confermare il tuo voto voglio sapere se a te nel 1970 e qualcosa ti piaceva Yellow River dei Cristi. Yellow River, sì. Vabbè. Sì. Potresti dargli 2 anche tu. Vabbè, no, perché gli dà fastidio che ci sia stato qualcuno più cattivo di lui, hai capito? L'ha detto prima. Va bene, adesso prima della pausa magari ne facciamo ancora un altro, perché in ogni mezz'ora ne mettiamo uno. Dai, andiamo avanti. Allora abbiamo parlato della mossa di Picchi, continuiamo su questa figura di Picchi. Mi piacerebbe sviscerare il discorso tecnico, diciamo, del giocatore. Abbiamo visto che era una persona di piglio, una persona che chiaramente imponeva un certo modo di appartenenza alla squadra e al tempo stesso di far valere, diciamo, le proprie capacità e volontà anche nei confronti degli avversari. A livello tecnico è il libero aggiunto, perché io ho letto che, non lo sapevo, ma lui nasce centrocampista, diventa terzino e Herrera lo sposta a fare il libero. E dico, perché fa il libero? Perché nasce il libero o perché avevamo sulle fasce, per esempio, un giovane emergente alto 1,90 e un arcigno difensore che andava sulle caviglie come Burnic? Allora, entrambe le cose. Il ruolo del libero in effetti esisteva già, ma l'interpretazione che ne dà Armando Picchi e soprattutto in funzione di quelli che aveva di fianco e di quelli che aveva davanti è assolutamente la giusta interpretazione del ruolo di libero. Ricordiamoci che appunto in finale in Coppa dei Campioni lui è onnipresente, cioè perché noi in effetti lui salva per esempio una palla sulla riga a portiere battuto. E da quello che dicono Suarez, Burnic e altri giocatori della grande Inter dell'epoca, lui aveva trovato una sintonia talmente registrata con gli altri difensori che bastava che lui accennasse una cosa e questi automaticamente obbedivano. Però guardate, io ho questa informazione gelosissima che però non tengo per me. Attenzione. Grazie. Qui a Radio Milan Inter l'affermazione gelosissima viene allargata al pubblico. Perché quando uno viene a sapere determinate cose poi veramente leggi 100 libri. È peccato mantenerle, cioè giusto. Trapattoni dice: alla fine quando tu vuoi prendere il tempo a un attaccante glielo prendi. Cioè non è vero che non riesci a fermare nessuno. Se stai un passo indietro, quando vuoi prendere il tempo a un attaccante, il tempo glielo prendi. Poi rimane un attimo perplesso, mi guarda negli occhi e dice: a Mazzola no. A Mazzola lui ti faceva la finta contraria, ti anticipa. A Mazzola no. Sì, la rapidità, il giocare veloce con la palla. Attenzione. Mazzola conferma questa cosa, stimolato conferma questa cosa e dice: sì, quando volevo andare via a qualcuno andavo via, non c'erano tantissimi problemi. Poi mi guarda, stessa cosa, stessa scena, sembrava che si fossero messi d'accordo, mi guarda negli occhi e dice: però in allenamento a picchi no. Vedi. Allora tu dici: ecco perché abbiamo vinto 2 Coppe dei Campioni. Io sono dell'Inter, non so se si sa. Sì, Ecco perché abbiamo vinto 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali contro quel Real Madrid, perché abbiamo vinto gli scudetti in quel modo, perché abbiamo dominato in quel diciamo modo. Che era una squadra, sono quelle squadre perfette dove tutto gira, ogni posizione è ben concatenata, perché secondo me anche Picchi era un po' il centromediano da cui ripartiva un po' l'azione, era abbastanza rapido, io mi ricordo qualcosina, e probabilmente il fatto che lui fosse un terzino
consentiva di avere il tempismo sull'uomo, che al limite poteva essersi, diciamo, in qualche modo, no? Però ecco, stiamo partendo soltanto un anno prima. Il terzino che superava la metacampo veniva multato dalla società. Cioè c'era un modo, è vero, diverso completamente. Un modo diverso, completamente diverso di giocare. E anche lui, proprio su consiglio del fratello, siccome a Livorno lo fischiavano prima di venire in Serie A, diceva: tu quando arriva la palla, tiravela una bella bordata che gliela tiri in curva dall'altra parte, vedrai che applausi ti vengono fuori. Così, no? Però non può, tecnico, tu mi chiedi tecnico, ma non può essere un caso che il Varese con Picchi, quindi post Inter, ha fatto il suo miglior campionato, e la SPAL, quindi prima di venire all'Inter, ha fatto il suo miglior campionato di tutti i tempi. Sì, perché probabilmente dava la linea, perché poi in quel Varese lì, c'era anche Bettega, giusto? C'era Braida, c'erano giocatori talentosi, era una buona squadra, no? Quello che ti volevo chiedere, perché è una cosa, un vezzo mi è rimasto da quando ho chiacchierato con un amico di calcio. Si può dire che Herrera sia stato il primo in realtà con Facchetti a fare la difesa a 3? Cioè che poi Picchi comandasse una sorta di difesa a 3 con Facchetti che faceva l'ala in pratica. Ogni tanto ritornava a fare il terzino, ma per la maggior parte dei 90 minuti stava veramente a fare l'ala, insomma. Allora, adesso sto cercando di ricordare, infatti stavo disegnando col dito sul tavolino. Loro facevano il VM, quindi 1, 2, 3, sì, direi di sì. Non proprio il VM, perché avevamo il libero, quindi era staccato. Però questo dopo, perché adesso sai, per noi l'Inter è quella famosa della litania, cioè quella della Coppa dei Campioni in poi. Tu dici all'inizio? All'inizio sì, all'inizio sì. Ma io ho visto un'intervista a Mazzola che diceva: ma come giocavate poi alla fine, come può essere, diciamo, traslato il vostro modulo, no? Perché poi, se pensiamo, era anche quando giocavamo ragazzini, c'era l'ala destra, l'ala sinistra, il centravanti e le due mezzali, no? In realtà loro giocavano con un 3 5 2, quindi praticamente era più o meno un discorso. C'era Domenghini a destra, c'era Facchetti a sinistra, quello era. Che erano le due ali. Mazzola che partiva da centrocampo, quindi non era alla sinistra, andava in diagonale a prendere la zona sinistra, si interfacciava con un po' una mezza punta negli ultimi anni. E il centravanti fisso davanti con uno di raccordo, che poteva essere Mazzola però, stesso. Ecco, il concetto va più ampliato, perché non si devono veramente, gli altri non si devono offendere, come si sa che per esempio, non so, il primo giornale che è nato è quello della Juventus, Urrà Juventus, che all'epoca si chiamava Urrà. Tra l'altro una storia molto commovente, perché erano al fronte, adesso ricorrono appunto, c'è l'anniversario della guerra 15-18, e stampavano 100.000 fogli di Urrà e li mandavano al fronte ai giocatori, agli appassionati, ai tifosi della Juventus. Bellissimo questo onore, indubbiamente. Ecco, allora, come per loro è nato, invece il calcio moderno è nato con Herrera, cioè la dieta, l'allenatore stesso, la figura dell'allenatore, il ritiro, queste cose sono nate tutte con Herrera. La motivazione, no? Il discorso dei famosi cartelli, gli slogan. Infatti in questa intervista, che poi va in onda ogni tanto sulle nostre reti, Mazzola dice: una partita feci il diavolo a 4, 3 gol, incredibile, di una partita di campionato, durante Herrera prendeva il giocatore durante gli allenamenti e faceva un giro del campo assieme spiegando le cose che doveva aver fatto bene, che aveva fatto bene o aveva fatto meno bene, e dice: ti è andata bene l'altro giorno, avevi un terzino molto blando, no? Perché non far scendere, non farlo chiaramente motivare troppo e gasare su quella tripletta che poteva aver fatto. Una volta che invece diceva, poi Mazzola raccontava di un avversario che era un po' la bestia nera, da cui non andava mai via, no? Magari mettiamo era Rosato nel derby, ho detto: abbiamo rosato, domenica c'ho rosato, cioè non c'è niente da fare, quindi si faceva il crucio, ed Herrera dice: ma tu non hai mica problemi ad andare via da Rosato, cioè lo gasava, quindi questo è l'assetto psicologico che lo abbiamo rivisto nei tempi moderni con il nostro, scusate, facciamo il segno della croce, José Mourinho. Non ha mai il nome in vano di questo uomo. Ecco, quindi la motivazione è vero, quello è un calcio moderno che
Che poi sono quelle situazioni che poi in realtà si stanno già un po' come i referendum, vengono accettati i referendum quando ormai il paese è già pronto per accettare quel referendum, non è che c'è poi bisogno del referendum. Pierluigi, ma una cosa ti volevo chiedere, parlavamo di Herrera, no? Immagino che tu abbia anche studiato ovviamente visti i tempi, anche un pochino i cugini dall'altra parte. I rapporti che c'erano tra Herrera e Rocco, com'erano? Perché io ho sempre visto un po' di documentari su Rocco, eccetera, persona incredibile, devo dire. Ma come funzionava il loro stare insieme, insomma, il loro sedersi su due panchine diverse di due, ricordiamo in quel momento, squadre che erano il padrone del mondo, perché questo era. Due uomini completamente differenti. Aggiorniamo dopo? Assolutamente, è un capitolo interessante. Pubblicità. Radio Milan Inter. Colori diversi, stessa passione. Ora puoi vedere Più Blu Lombardia in tutto il mondo sul tuo computer con PC Television. È semplice. Basta andare sul sito www.pctelevision.it. PC Television, la TV senza confini. Viva la tradizione italiana del vino! Fai frizzare il gusto di Tavernello rosato frizzante o Tavernello bianco frizzante. Profumato, fresco, buono! Ottima scelta, Tavernello! Tutte le sere su Telemilano, canale 12 del digitale terrestre alle ore 22:30. Non perdete Night Match, programma calcistico ricco di approfondimenti e dibattiti legati al mondiale, al calciomercato e tante altre situazioni piacevoli e divertenti. Ricordatevi, tutte le sere alle 22:30. Non perdete Night Match. Il contenitore del mattino di Milan Inter si chiama Rotocalcio. Notizie dai ritiri di Milan e Inter. Ospiti, interviste ed esclusive ogni mattina su Milan Inter. Rotocalcio, il contenitore esclusivo di Milan Inter. Radio Milan Inter. Colori diversi, stessa passione. Ma no. Ancora. No, sentiamo la seconda parte, perché lasciamo sempre andare la prima, poi diciamo adesso ve la facciamo sentire e fare un po' bruscamente, allora vediamo un po' se si riesce. Andiamo verso No, ma scherzo. No, ma lo salti proprio. Intanto ho scoperto perché la mia voce si sentiva meno, perché sono i 15-20 centimetri di altezza. Vedi che adesso quando parlo mi alzo. Si sente bene. Stiamo parlando di Rocco velocemente, sì, no? Di Rocco Herrera, come era quel rapporto molto particolare, insomma. Allora, prendiamola alla larga.
sfida. Noi tutti avremmo fatto un torneo di calcio universitario, eccetera, quello che gioca nell'altra squadra è il nostro compagno di banco. Quindi i rapporti umani che ci sono tra i giocatori, tra gli allenatori, sono differenti da quelli ufficiali, diciamo, della sfida tra alcuni colorie. In particolare tra loro, secondo me, c'era molta stima. Dato è vero che a Palazzo Reale, accanto al Duomo, fino a poco tempo fa, adesso non me lo ricordo perché sono un po' rimbambito sulla questione del tempo, c'era un'altra bellissima mostra che era Herrera. Sì, l'anno scorso, era l'anno scorso, a gennaio dell'anno scorso. Io stesso ho parecchie fotografie di loro due a pranzo, a cena insieme, che ridono, che scherzano, però sono due uomini completamente diversi. Guardate che Herrera era uno che faceva yoga, che passava 2 ore a dire, e l'altro era sanguigno, però tutti e due un bel italiano di quelli. Due personalità inarrivabili. Io dico una cosa velocissimo, poi abbiamo un collegamento appunto con Gianni Bellini. Ci fu un derby perso dal Milan, domenica sportiva dei primi anni 70, adesso non so se è 71-72, e praticamente arrivò c'erano tutti e due gli allenatori e era la televisione in bianco e nero. Ecco, la faccia che aveva Rocco in quella comparsata lì nello studio della Rai era di color verde, cioè si vedeva come nonostante il bianco e nero il colore verde di uno che non accettava, non era, lui era un tipo sanguigno, lo vedevi proprio verde. Io me lo ricorderò sempre, proprio balbettava da come aveva perso quel derby lì. E non vorrei che fosse il derby del 5-1, quello famoso col gol veloce. Dai, passiamo a abbiamo un collegamento telefonico. Subito. Allora, primo derby di Picchi. Sì. 60, chiedono ed è 63. Sì, sono 63. Sì. E chiedono a Herrera come la vedete la partita col Milan. Herrera, che aveva già capito qual era il clima della sfida cittadina, dice: per noi il Milan non esiste. E chi segna in quella partita? Picchi. Pensa. Cioè il gol ha fatto proprio e questo è proprio l'aspetto psicologico, no? Sì, assolutamente. Allora è arrivato il momento. Bene. Giusto? Siamo contenti? Assolutamente. Sei contento? Io sono contento perché sono un appassionato veramente. Guarda, ieri dovevo andare, c'era una cosa a Milano, sono trovato impossibilitato ad andare purtroppo, ma c'era una cosa così, era interessante. Sì, molto. Allora, tutti noi siamo stati da bambini abbiamo fatto le nostre belle collezioni di album di figurine, quindi Pierluigi Arcidiacono, Gabriele Borzillo, Fulvio Floridia aspettano di sapere da Gianni Bellini direttamente in collegamento telefonico. Pronto Gianni? Sì, ci sono, ciao, buongiorno a tutti. Ciao Gianni, ciao. Buongiorno. Eccoci. Allora, ci siamo già sentiti al telefono. C'è già arrivata la voce di questa mostra grazie a Gabriele Borzillo che scrive per il giornale. Sì, ma so che è venuto a trovarti Marco Lombardo, so che è venuto Max, insomma, sono venuti a vedere. Ecco, non mi hanno invitato, maledetti disgraziati, poi io dirò però. Però effettivamente oggi parlando, questa mostra magari a breve non può essere rifatta, però magari all'estero da qualche altra parte e magari rivederla tra 4 anni ai prossimi mondiali potrebbe essere interessante. Intanto se vuoi descrivercela, Gianni. Sì, questa è una mostra che si svolge a Cattolica per la Turismo, siamo partiti il 7 giugno, sì. Settimana prima volutamente dei mondiali per dare l'ampio spazio a quello che meritava questa mostra, siamo partiti appunto il 7 giugno, chiudiamo questa domenica, il 13 giorno della finale dei mondiali. Quindi l'ultima settimana siamo, siamo l'ultima settimana, sì. La mostra parte volutamente, è una scelta che ho fatto volutamente dai mondiali del 70 e arriva ai mondiali del 2014. Perché dal 70? Dal 70 perché uno è il primo anno in cui la Panini ha fatto la raccolta sul campionato del mondo, Messico 70 appunto, e secondariamente perché è stato il primo mondiale post guerra in cui l'Italia si è comportato da Italia, nel senso che è arrivato in finale col Brasile e ci sembrava giusto partire da questo evento. Con gli album avrei potuto partire anche dal mondiale 58 che noi non eravamo presenti, allora abbiamo preferito non partire, appunto potevamo anche il 62, ma il 62 sappiamo tutti in Cile come è andato, il 66 peggio che peggio in Inghilterra, perciò per fare una cosa decennio nefasto. Di ricordo siamo partiti volutamente al 70. Senti, qualche dato numerico, perché la cosa più importante è questo. Allora, numero
di figurine incollate da te, numero di album e quanti ne hai tra quelli italiani e quelli stranieri? Dunque, figurine incollate attaccate non lo so, saremo indicativamente sul 1 milione di figurine, indicativamente. Ti tengo a precisare che sono raccolte solo di calciatori, non di sport in generale, perché calcio. Sì. Diventava troppo impegnativa la cosa. Ci sono 5 milioni di figurine, pari a 3.000, oltre 3.000 album, diciamo 3.200 circa. Dal 1970 ad oggi, dove c'è figurine o carte, spero e mi auguro di avere tutto quello che è stato pubblicato. Al momento attuale sono rimasto un po' indietro con l'attaccamento, perché sono ancora indietro di circa 100.000 figurine circa, anche perché compro gli album, ma poi in molti casi nell'attacco controllo che ci sono tutte le figurine e basta. Senti, mi hai detto, ho letto anche quell'intervista che hai lasciato al giornale, hai 300 corrispondenti, praticamente le gole profonde in varie realtà in tutti i paesi del mondo probabilmente, con cui poter dialogare e recuperare materiale. Sì, allora ti spiego, specialmente in Sud America ci sono molti album che non sono ufficiali, loro li chiamano gli album pirata, nel senso che magari... I bootleg? Com'è? Come i bootleg dei dischi di una volta negli anni 70. Esatto. E praticamente mi sono fatto questa sorta di corrispondenti, specialmente dicevo in Sud America, Argentina, Brasile, Uruguay, Cile, Perù, Colombia, e magari regionalmente ho un corrispondente affidabile che quando esce qualcosa che non sia ufficiale, lui mi dice guarda è uscito questo e facciamo lo scambio. Pazzesco, incredibile. C'è Pierluigi Arcidiacono che vuole farti una domanda. Buongiorno, io sono l'organizzatore di una mostra qui a Milano su Armando Picchi e ci sono anche alcune figurine e senza potermi impegnare, perché non dipende da me, le dico che finito l'Expo sicuramente lei troverà spazio a Milano, perché adesso con l'Expo ti chiedono anche le stanze per fare le cose, però ecco, la mia invece è una curiosità, se vogliamo un po' simpatica, perché noi incollavamo le figurine con la cocaina, che era quella colla bianca. Mio nonno me la faceva con la farina e con l'acqua. Io farina con l'acqua. Però a un certo punto comparvero, non mi ricordo se alla fine degli anni 60 gli stick. Sì, le celline che erano quelle linguette biadesivi eccetera. Lei gli album di quegli anni come li incolla? Cioè si è fatto produrre delle celline apposta o le incolla con la colla normale? Allora, intanto diamoci del tu, perché... Va bene. No, io li ho incollati con le celline. Io a quel tempo le incollavo con le celline e tuttora quando alcune volte li sfoglio la stacca, perché era abbastanza delicata, si staccano, e comunque non li riattacco più, perché secondo me il bello di queste raccolte è avere ancora il prodotto originale, perciò io li lascio così, poi dopo quando li apro li metto nella posizione della figurina, ma non sono attaccate. Ecco, un'altra cosa è la disposizione nell'archiviazione, diciamo, degli album. Mi hai detto che devono essere praticamente girati una volta all'anno, non so, c'è un discorso diverso, un lavoro lungo. Casa mia praticamente è un po' come un film di Fantozzi, no? Mi spiego. Quando la moglie di Fantozzi aveva l'amante fornaio che si trovava... apriva l'armadio e c'erano i filetti, 300 filetti di pane. Diego Abbatantuono. Esatto, io invece mia moglie apre gli armadi e si trova figurine. Beh, però, scusami, però non è che sa che lì dentro sono le figurine, oppure proprio fino all'ultimo gliele nascondi perché devi trovare di recuperare dello spazio? No, cioè lei sa che praticamente casa mia è, a parte il mio studio che ho, cioè non avendo più spazio, adesso li sto mettendo da tutte le parti, ma arriverà un punto che dovrò organizzarmi diversamente. Per quanto riguarda la domanda di prima, sì, almeno un paio di volte l'anno l'archivio lo tiro fuori dagli armadi, lo lascio un po' respirare e dopo un paio di giorni li metto dentro gli album, ma in modo rovesciato, cioè il più alto va sotto e viceversa, perché gli album proprio devono respirare. Un'altra domanda, siccome Fulvio è un appassionato come me di musica e penso anche di musica italiana, assolutamente, soprattutto voglio sapere da lei una cosa. C'è una famosa canzone di Elio e le storie tese che inizia con questo fraseggio che dice "c'hai sempre solo Facchetti". In effetti io mi ricordo che quando si aprivano le figurine nel 69-70 così,
quasi in tutti i pacchetti c'era Facchetti. Era una cosa solo qua a Milano o anche da altre parti Facchetti si trovava dappertutto? Saturavano, lo facevano apposta, era già un marketing estremo. Era probabilmente solo in Milano, perché in zona mia, che sono della provincia di Modena, questo problema non c'era. Comunque la cosa strana, riprendermi a questo discorso, è che nella raccolta mondiale di quest'anno in alcune zone d'Italia alcune squadre non si trovano le figurine. Ad esempio, io so per sicuro che in Calabria e in Campania, la Spagna non c'è nessun calciatore della Spagna si trovano le bustine. Questo è stato... Perché il mio incubo era Pizzaballa. Adesso... Perché io Pizzaballa non lo trovavo mai, te lo giuro, guarda, tant'è che siccome io gioco a pallone con amici il sabato mattina, mi hanno fatto un regalo, il mio l'altro portiere Nino Matteri, che saluto, ciao Nino, e mi ha fatto un regalo e su questo portierino che ha attaccato, che è una specie di fermacarte, c'è la figurina di Pizzaballa, perché era il mio incubo peggiore. Sì, quindi questo è praticamente perché volevo fare, siccome ci siamo sentiti prima e lui mi ha raccontato come si è avvicinato, diciamo, al collezionismo, e anche l'aneddoto di quel calciatore che ti mancava, giusto? Perché quindi Gabriele chiaramente ha evidenziato proprio la mancanza della figurina, che io potrei dire nel famoso casone con la neve dietro, fatta una foto fatta successivamente alla Rosa, quindi non in ritiro estivo, e che a Milano non c'era, e quindi una volta mancava solo quella figurina per il completamento dell'album, sono riuscito ad ottenere quel casone che mi mancava, giustamente, e un mio amico del cortile me l'ha strappata e me l'ha portata via, quindi la delusione massima. Poi sono riuscito a recuperarlo, però era difficilissimo, mentre invece nel tuo caso c'è l'aneddoto che riguarda, poi chiederò a Pierluigi il completamento anche dell'aneddoto a Gabriele riguardo alle figurine. Qual è il tuo aneddoto invece riguardo? Sì, come ti avevo accennato quando ci siamo sentiti. Sì, esatto. Nella raccolta 72-73, e che tra l'altro è la prima raccolta adesiva che ha fatto la Panini, mi mancava per finire la raccolta Ivano Bordon, il secondo portiere dell'Inter. Sì. E un mio compagno di classe stava iniziando la raccolta e aveva Bordon doppio. In cambio voleva 500 mie doppie. Tanto tu ormai l'avevi finita, avevi tutte le doppie. Esatto. E allora cosa faccio? Avevo 490, insomma mi mancava una bustina. Ti sei svenato? Esatto, per arrivare alle 500 che potevano mancare, che potevano servire a lui. Cosa faccio? Vado in edicola, compro la bustina, apro la bustina per arrivare a 500 e mi trovo Bordon. Cioè è stato una cosa bello questo. Questo è terribile. Guardi, questo è bellissimo. È veramente una disgrazia proprio, no? Quindi sentiamo invece Pierluigi riguardo appunto io volevo le figurine. sapere... un tuo aneddoto riguardo le figurine. Il mio aneddoto è questo, che al di là della collezione, quello che devono sapere i più giovani oggi è che con le figurine si facevano tantissimi giochi, colletti per esempio, che consisteva nel tenere le figurine girate, tu le giravi e guardavi il colore del colletto, quando il colletto era uguale rubavi il mazzo all'avversario, oppure le tiravi contro il muro, c'erano quelle appoggiate, una figurina andava sull'altra, tu la mangiavi. Oppure potevi prendere tutte quelle rossonere bianconere e strapparle. Quello lo facevo, è un gioco che facevo solo io. Ma lo facciamo anche adesso questo. A proposito, ma che lei sappia, esiste un libro che parla dei giochi che si possono fare con le figurine? Io ho avuto il piacere di conoscere Davide Borga, che è un intellettuale dei giocattoli, e lui ha detto che ha fatto qualcosa con le figurine. Adesso personalmente non so se abbia fatto un libro o qualcosa del genere, però lui mi disse che con le figurine ha scritto qualcosa, ma non so poi se sia un libro effettivamente con i giochi o meno. Comunque veramente tanti complimenti, perché io so che i collezionisti come lei nascondono, oltre a una profonda passione, anche una reale professionalità. Questo diventa, si approfondisce per forza. Questo diventa, diciamo, un secondo lavoro non remunerativo, anzi che io tutti i giorni impiego 3-4 ore per rispondere alle mail, controllare la corrispondenza, anche perché poi mi sembra veramente impegnativo. Mi sembra che c'è stata anche un notevole riscontro anche a questa mostra, no? Giusto, che è stata contattata. Devo dire che effettivamente questa mostra ha dato
molto risato, che devo dire che comunque il comune di Cattolica, quando gli ho proposto questa cosa, subito è rimasto un po', non dico scettico, ma è un po' basito da questa proposta. Poi quando gli ho spiegato di cosa si trattava sono rimasti affascinati ma non entusiasti come poi che invece sono il risultato dopo. Adesso io non so se Gianni sia il più grande collezionista al mondo, ma credo sia, se non è il primo, sarà tra i primi 3. Io ti dico, io non so, a livello di calcio sicuramente che conosco io, ma senza falsa modestia così, non conosco nessuno che abbia il materiale. Tieni presente che io ho tutto il materiale che ha fatto la Panini, italiano e straniero, dal 1900, oltre agli album italiani ovviamente, tutti quelli che ha stampato anche per l'estero, cioè il primo Belgio 72-73 con Resenbrink con i capelli lunghi, che è una cosa incredibile, dico Resenbrink perché poi ce lo ricordiamo nell'Anderlecht nella finale del 74, oppure da quando ha iniziato il calcio francese dal 76, dove ci sarà il primo album, ci sarà Platini, cioè dal 78 quando ci sono gli album inglesi e tedeschi, cioè con quelli olandesi, con il primo Gullit con la maglia dell'Harlem, che non è Gullit ma è Ruud Dil Gullit, che porta il cognome della mamma. Queste sono piccole sfaccettature. Allora, vi piacerebbe sapere qual è come nel collezionismo di francobolli c'è il famoso One Penny o il Gronchi Rosa, qual è, diciamo, la figurina che può essere equiparata a cioè che uno arriva lì da te, un altro collezionista, e dice mi sveno per prendere questa figurina o l'album di collezione, chiaramente. Guarda, io ti dico una cosa, c'è stato una decina d'anni fa, è venuto un signore, il figlio di un signore importante, diciamo un benestante economicamente, che mi telefonava spesso, e venne a casa mia e vide tutto. Parlo di 10 anni fa, perciò eravamo ancora un po' indietro a livello di materiale, ero sui 1700-1800 album, e mi fece, ti giuro, un assegno in bianco per comprare tutto. Sì, hai vacillato? No, non hai vacillato, secondo me. Penso per qualche centesimo di secondo ho vacillato, poi dopo ho detto no. No, perché questa è la passione, quindi c'è tempo per eventualmente darla via per altri motivi. No, non la darai mai. Io penso che se non avrò, e spero di no, problemi economici o di altre cose, che non lo venderò mai. Certo. Questo e mia moglie e i miei familiari lo sanno, potrebbe succedere di tutto, ma vende la raccolta direi proprio che è l'ultima cosa che mi passa per l'anticamera del cervello. Ecco, scusa, stavi dicendo qualcosa? No, Gabriele? No, ecco, siccome ne avevamo già parlato, vogliamo col mortificatore, perché tu non lo sai, ma mortificatore e controcalcio sono i nostri due nomignoli, quindi Gabriele Borzillo, Fulvio Floridia. Noi facciamo le nostre puntate, già stiamo pensando alle puntate di settembre. E ci piacerebbe averti qui a Milano, a parte che vieni a trovare anche amici tuoi di vecchia data, no? Amici comuni, quindi sarebbe molto gradevole, fare una bella trasmissione con i calciatori, con l'album, sarebbe anche bello che tu portai magari 2 album che valgono un po' meno, insomma, non vorrei che poi non portale, guarda io ho delle edizioni, quelle che avevano fatto anni fa dei giornali tipo la Gazzetta, l'Unità, insomma varie, io le ho prese, quindi ripetere quelle cose lì basta solo quello, perché c'è tutto, quindi non ci sono problemi. Sarebbe piacevole, quindi, insomma, interagire anche con gli ascoltatori, con gli amici a casa, sentire. E se mi porti Casone del Milan con la neve dietro, meglio ancora, mi raccomando. Casone te lo posso portare la neve? No, scherzo. No, era una battuta, no, tu scherzi, ma io sono convinto che se lui ce l'ha, ma secondo me, se voi lanciate l'annuncio, se vi manca qualche figurina di quando eravate piccoli, conosciamo uno che ve la può dare. Esatto, si fa la fila qua fuori. Assoluto, nella maniera più totale. Comunque amplificheremo la possibilità che tu possa venire, di modo che chi vuole intervenire anche telefonicamente, chiediti qualcosa sulle figurine che sono fanno parte dell'infanzia di ognuno di noi, perché ciascuno di noi è così. Io penso che le figurine facciano, oltre che infanzia, facciano anche cultura. Sì, assolutamente. Cultura sportiva. Sì, alla Mostra Cattolica si vedono proprio le pettinature, le maglie diverse, il modo di stampare, il modo di
di porsi anche nelle figurine che veramente da 40 anni fa e adesso è cambiato totalmente. Sì. Come è cambiato il calcio, sono cambiate anche le figurine. Ma infatti oggi dicevamo per esempio di Fellaini e l'altro Vigel, quell'altro giocatore del Belgio, che hanno delle capigliature enormi, no? Capigliature anni 70, che per noi era normale, c'era Kempes, Valderrama, Breitner, e quindi quando io ho visto quella partita lì ho detto ma sono indietro di un po' di tempo, perché sinceramente è una cosa incredibile, anche perché poi non è logico avere tutti quei capelli lì, giocare a pallone con un capello di quel tipo, però vabbè, ognuno sceglie il proprio look che vuole, specie in questi tempi. All'epoca invece era tutto molto logico e naturale, molto normale. Normale. Va bene, allora ti ringraziamo per il giro di Diacono, Gabriele, grazie Fulvio, grazie. alla prossima, ti aspettiamo qui ardentemente. Grazie allora. Ciao Gianni. Sì, lo aspettiamo sicuramente a settembre, faremo qualche cosa di... No, ma perché come dice lui, culturalmente, ma proprio non è un discorso di vecchi tromboni che pensano di quando si erano piccoli, ma c'è veramente tantissimo da cucire riguardo al caso. Perché è un mondo mostruosamente incredibile, perché sì, ancora adesso, dai, io l'ultima raccolta l'ho fatta 20 anni fa, devo dire. No, io anche di più. Però... Io l'ho fatta con questa qui, che è quella di USA 94, che quindi... Ecco, voi avete parlato delle pettinature, ma una cosa che volevo dire è questa: la mostra su Picchi, ad esempio, è una mostra che poi in effetti parte prevalentemente come fotografica. Tu hai citato il mio libro, non so se hai notato una cosa, non ci sono le didascalie. È vero, ho visto prima mentre lo sfogliavo. Perché? Perché io ho voluto lanciare questo messaggio, e cioè ogni fotografia può raccontare una storia. In un altro libro, sempre sull'Inter di Bersellini, in questo caso, c'è una fotografia per esempio degli ultra dell'Inter e si vedono appunto tutte queste pettinature un po' dalla Ringo Starr in poi. E la cosa particolare è non c'è una donna, mentre adesso per esempio negli ultra ci sono sono le monelle, ci sono tutte. Quindi io ho citato questa foto, ma ne potrei citare altre 1000. Il calcio era solo per uomini. Dallo studio di una fotografia, dall'osservazione di una fotografia, in questo caso abbiamo detto delle figurine, possono emergere tantissimi particolari. Allora a me piace fare questi discorsi sociologici, soprattutto con Serenella, eccetera. Per esempio, l'altro giorno io ho visto la finale di basket, che era tantissimo che non guardavo, la mia squadra non esiste più, ero sull'altra sponda di Milano, e Mobil 4. Ecco. E ho detto, ma come mai sti ragazzi sono pettinati così strani? Così strani nel senso che in realtà loro erano pettinati, le due squadre, a parte 2 o 3, avevano pettinature assolutamente normali. A differenza dei giocatori che hanno creste, codini, eccetera, eccetera. Eppure sono giovani, quindi vedi che potrebbero avere invece lo sport invece trascina, ma non è lo sport, è quello che ci sta dietro, no? Sì, quindi l'apparire, se il basket fosse probabilmente assurgesse a un ruolo, diciamo, come 30 anni fa dove vincevamo tutto, probabilmente sarebbero un po' più protagonisti. Invece il calcio fagocita tutto, è compreso anche, diciamo, l'attenzione degli sponsor e via andare. Andiamo avanti sul discorso del festival. Sì, dobbiamo farne ancora, se no poi non riusciamo a finire i quarti. Assolutamente, dobbiamo fare uno e poi gli altri 2 nell'ultima mezz'ora. Allora, il prossimo è Francia e Germania. Qua, ragazzi, è durissima, quindi ci rivolgiamo a Michael. È dura perché insomma. E abbiamo l'inno della Marsigliese. Qua c'è un preambolo un po' lunghetto, Andiamo avanti. Andrà. È così, sì. Però non lo sentiamo durante l'inno vero e proprio. No, se no la gente si addormenta sugli spolti. Vorrebbero cantare. Esatto, non canta più.
Bene, il testo e la musica sono normalmente attribuiti a Claude-Joseph Rouget de Lille, un'ipotesi avanzata recentemente. Io ho i brividi. Riconduce, io ogni volta che sento la marina ho i brividi. Riconduce la melodia originale all'identico tema e variazioni in do maggiore del 1781 di Giovan Battista Viotti, che mi sembra uno dei primi del melodramma, musicista di corte a Parigi, fuggito dalla Francia in rivolte prime del 1792. Chiaramente divenne la chiamata alle armi della rivoluzione francese. Marchand. Andiamo all'altro, che è un inno per niente indifferente, anzi... No, beh, insomma, anche questo ha un... Non scherza mica questo, quello della Germania. No, assolutamente, ci mancherebbe. Andare in pubblicità. È complicatissimo. Qua è complicatissimo, musica di Haydn. Hai detto poco. Il libretto invece è il successivo, quindi hanno attinto da questa musica chiaramente del barocco, tardo barocco. Abbiamo bisogno di pensare un attimo. Ci pensiamo un attimo durante la pausa pubblicitaria? Queste due cose qua sono. Questi due sono inni che, insomma, voglio dire, trascinano un po'. Ma è impossibile, tu vai in campo, senti una roba così. No, i brividi. Tu muori sul campo per questa roba qui. Avete già fatto la scelta, perché dopo abbiamo da fare anche le altre due partite, quindi velocissimamente, dai. No, non lo so. Ci ragioniamo un attimo, facciamo un consulto. Facciamo un consulto, pubblicità. Radio Milan Inter. Radio Milan Inter. Colori diversi. Stessa passione. Ora puoi vedere Più Blu Lombardia in tutto il mondo. Sul tuo computer con PC Television. È semplice. Basta andare sul sito www.pctelevision.it. PC Television, la TV senza confini. Chuck Azione! Ritorna il reality shop di Bricofer. Iscriviti in coppia entro il 4 maggio su bricofer.it nella sezione Reality Shop Casting. Inviaci una foto a tema bricolage. Potrai essere selezionato e partecipare a Reality Shop Bricofer. Solo per coppie vincenti. Tanta adrenalina, lotta contro il tempo e creatività ti renderanno protagonista del video che ti farà vincere una fantastica auto. Per info bricofer.it. Bricofer, tra il dire e il fare. A Storie Impossibili, Brigitta. Ciao. Brigitta guida pochissimo e vorrebbe una polizza auto che non costi tantissimo. Difficilissimo. No, con Viaggia con me paghi in base alla formula chilometrica più adatta a te. Se fai meno di 5.000 chilometri hai un risparmio del 25% sull'RC auto. Chiarissimo, non è una storia impossibile. No, è possibilissimo. Vabbè, mi rovini la storia, mi rubi i superlativi, me ne vado. Tra l'altro offesissimo. Scopri le formule chilometriche di Viaggia con me di Intesa San Paolo Assicura. Messaggio pubblicitario. Viaggia con me prevede l'installazione di un dispositivo satellitare. Le formule chilometriche sono disponibili solo per i correntisti delle banche del gruppo Intesa San Paolo. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo in filiale su intesasanpaoloassicura.com. Tutte le sere su Telemilano, canale 12 del digitale terrestre alle ore 22:30. Non perdete Night Match, programma calcistico ricco di approfondimenti e dibattiti legati al mondiale, al calciomercato e tante altre situazioni piacevoli e divertenti. Ricordatevi, tutte le sere alle 22:30. Non perdete Night Match. Buon pomeriggio. Si è persa un'occasione per poter arrivare a un punto concreto. Luigi Di Maio, 5 Stelle, commenta così il mancato incontro sulle riforme con il PD inizialmente previsto per oggi. I democratici hanno rilanciato come condizione per il confronto una risposta scritta del movimento alle questioni indicate nei giorni scorsi da Renzi. 6 feriti non gravi per il crollo di un viadotto stamane nell'Agrigentino sulla statale 626 tra Ravanusa e Licata. 2 auto sono precipitate di sotto, altre vetture sono state coinvolte in tamponamenti a catena. Si indaga sulle cause del cedimento.
Dispiace che i preti non abbiano avuto il coraggio di scappare dalla processione, così il presidente dei vescovi calabresi, Monsignor Nunnari, dopo l'inchino di un corteo religioso davanti alla casa di un boss a Oppido Mamertina. È una sfida al Papa legata alla scomunica dei mafiosi, nota il procuratore di Reggio Calabria Nicola Gratteri. Economia e mercati. Mai più trappole e costi nascosti per chi effettua acquisti online. Cambia la legislazione a tutela dei consumatori grazie a una nuova direttiva europea illustrata oggi presso la sede dell'Europarlamento a Roma. Paolo Italiano. In Italia solo il 42% dei consumatori si fida a comprare su internet, in Europa il 59%. Negli ultimi 12 mesi appena il 35% del campione di Eurobarometro ha effettuato acquisti online e di questi solo l'11% su siti esteri. Scarsa trasparenza, spese di carta di credito, paura di truffe frenano l'e-commerce tricolore, ma ora una nuova direttiva europea detta le regole per tutelare allo stesso modo in tutti i paesi UE anche i consumatori più timorosi e malfidati. Il presidente dell'Authority per la concorrenza, Giovanni Pitruzzella. L'Europa non è soltanto l'Europa del Fiscal Compact, è anche quella dei diritti dei cittadini e in primo luogo dei diritti dei consumatori. Così il termine per il recesso passa a 14 giorni, 2 settimane anche per avere il rimborso. Stop a costi nascosti, a caselle preselezionate e a ricarichi sugli addebiti sulla carta di credito. Soddisfatto il commissario europeo ai consumatori Neven Mimica. Vogliamo far crescere la fiducia dei consumatori che acquistano online e incrementare questa moderna e sempre più diffusa modalità di transazione commerciale. Delude il dato sulla produzione industriale tedesca, a giugno meno 1,8% su base mensile, mentre rimane positiva la variazione annua. E le borse ne risentono, Francoforte di poco sotto la parità, va peggio Piazza Affari che cede oltre lo 0,5%. Tra i titoli positivi più 1% Mediaset che festeggia per i 100 milioni incassati per la cessione dell'11% di premium agli spagnoli di Telefonica. Stabile lo spread a 155 punti base. E per ora è tutto, a più tardi. Just like birds of a feather, I won't tell no lie. All of the people around the city, can they be that close? Beh, non è Acqua de Marzo, però anche Ricci Femile non era male, dai, tanta senti roba. che è ritmo. No, cioè, anche perché poi è mortificatore, ti sentivo proprio scandire le parole, cioè, insomma, va bene, qua devo andare molto velocemente, andiamo a fare le ultime due. Vabbè, ma non abbiamo ancora deciso. Sì, però appunto abbiamo le ultime due partite, quindi abbiamo praticamente 8 minuti, siccome ne mancano 21, 22, vediamo un po'. Allora, diamo le votazioni a quella che era la secondo quarto di finale, Francia e Germania. Abbiamo sentite prima, è molto difficile, due inni veramente meravigliosi. Non darei dei voti, io direi proprio direttamente. Ma non io per primo, però. No, tu tanto sei tu che tu sei l'ospite, noi siamo sempre qua, la gente si annoia. Ci vuole la votazione però, Allora, ovviamente mi sono venute le lacrime al primo accenno dell'inno francese, che poi sono proseguite sino alla fine dell'inno tedesco. Allora, qui io do 4,5 alla Francia e 5 alla Germania, ma solo per un motivo storico-culturale. La Gioconda, la famosa Gioconda.
No, ma guarda che sai che ne abbiamo parlato. Ci sono altre ma ne abbiamo parlato appena finito, no? Appena finito, siamo andati in pubblicità, ti ho detto guarda, io la Marsigliese c'ho qualcosa in più. Però poi mi sono venute anche a me in mente queste robe qua. La Gioconda. Ho detto la Gioconda perché c'è la famosa canzone dei mondiali del 2006, ridacci. Lo so, però lo so che ce ne sono altre. Sono bellissimi tutte. Questi sono due inni che secondo me trascinano il popolo, cioè trascinano proprio il paese. Non c'è niente da fare. C'è la parte storica. Allora, considerando la parte storica, quello della Marsigliese, e quindi pensa cosa quel suono dei marsigliesi cosa può aver trascinato a livello epocale. Io sono a 5 per la Marsigliese e 4,5 per. Tu mi voti contro. Io ti voto leggermente ma perché avevo i brividi mentre sentivo la Marsigliese. Adesso te la voglio vedere che te la devi giocare tu a fare Ponzio Pilato. E io dico 5 e 4. A chi? 5 per la Germania e 4 per la Marsigliese. Ecco perché effettivamente ci siamo messi abbiamo ipotizzato di mettere la mano sul petto durante il momento dell'inno tedesco ed è perfetta. Non so, ma anche la Marsigliese. No, ma infatti sarebbe 5-5. Sarebbe 5-5. Bisogna scegliere. Avrei messo anche un mezzo punto, però. Ma poi i tedeschi, che anche qua io sono proprio uno, ti ripeto, che va a vedere le cose, no? Che sono antipatici per certi versi, ma alla fine sono sempre stati sconfitti in tutto. Sì, però hanno sempre perso. Allora cosa vuol dire? Devono vincere almeno a livello di inno, no? Giusto? Quello là si è conquistato tutta l'Europa. 19 edizioni del campionato del mondo, 14 che invece vedono la Germania tra le 4 dal 1950 finaliste. Tra l'altro hanno vinto quando probabilmente lì si sono veramente messi la mano sul petto, come dite voi, contro l'Olanda, quando invece quelli là erano 3 volte più forti. E hanno vinto quella volta lì. Questo è anche il bello, il famoso bello del calcio. Allora il bello del calcio fa vedere che l'inno va di pari passo con quello che è stato effettivamente il verdetto sul campo di calcio, quindi ci sarà Brasile Germania. Adesso andiamo a sentire Olanda-Costa Rica velocissimamente, sentiamo un attimo l'Olanda. Sì, l'inno olandese, però secondo me la vincente viene fuori da lì, per forza. Mortificatore mi fa segno con la mano bassa come per dire, però devo dirti la verità che tra tutti è quello più antico. No, ma nessuno mette in dubbio. L'inno nazionale dei Paesi Bassi, Wilhelmus van Nassau, Guglielmo di Nassau, apparve durante la guerra degli 80 anni che vide alla fine del 500 e inizio del 600 la lotta degli olandesi per la libertà contro gli spagnoli, dovuta non solo ad aspirazioni di indipendenza ma anche al problema della conversione alla religione protestante, eccetera eccetera. Sì, no, ma a me sembra una canzone da chiesa, sai, quelle magari durante la comunione. Esatto. Una roba così, sì. Sentiamo quello della Costa Rica, magari ci può riservare delle sorprese. Me lo mortifica anche questo, abbassa, ed è un inno che è stato eseguito nel 1852 per la prima volta, improvvisato dal musicista Manuel Maria Gutiérrez, oggi emerito della patria, eroe della patria, che fu praticamente obbligato dal presidente dell'epoca a produrre in un giorno un inno. Ecco, insomma, quindi questo è abbastanza si sente. Bene, andiamo sulle votazioni velocissime. PG, cosa voti? 3 per l'Olanda? No, anche per il Costa Rica. 3-3? Sì. Rimani se diciamo, ho capito, 3. Io 3,5. Cioè 3 per? 3 per l'Olanda, 2,5 per il Costa Rica.
Io ti seguo in questo, effettivamente l'Olanda, anche perché poi diamo anche il fatto che tecnicamente è stato ideato molto in là nel tempo, quindi ha un po', forse perché siamo anche europei, magari questo va un po' a incidere, l'orecchio così, un po' questo. Quindi parte l'Olanda, viva l'Olanda che batte chiaramente la Costa Rica come nella realtà. Andiamo all'ultimo, così dopo ci congediamo con le ultime notizie riguardo appunto la mostra, riguardo anche Perugia Arcidiacono e le sue nuove operazioni editoriali. Quindi andiamo a vedere, a sentire Argentina. In argentino ha un qualcosa di rossiniano, in certi punti. Volevo dire la stessa cosa. Loro hanno però questo difetto di pochi archi. Quindi c'è sì, il tamburo normale tamburo e per dire fiati. che entra è prevalentemente fiati, però si distacca completamente da quella che è la tradizione sudamericana. Sì, assolutamente. Sì, infatti, diciamo, sembra un'overture. Non è, infatti, buono non è come escluso. discorso. Adesso non ho i riferimenti diretti, non è escluso che gli italo o europei che sono andati a formare quei paesi abbiano in qualche modo inciso sulla loro. Quindi andiamo all'altro, quindi andiamo all'inno belga. E qua ci saranno delle sorprese. Direi che beh, insomma, in qualcosa interessante. E l'inno è la canzone del Brabante. Scusa? Mi piace. Ti piace? Sì, la canzone del Brabante è l'inno nazionale belga. Fu scritta a Bruxelles nel settembre del 1830 da Alexandre Deschet, un giovane rivoluzionario conosciuto con il soprannome di Geneval. Quindi qua abbiamo dei rivoluzionari che riescono a ideare e a comporre questi inni, partono sempre da una logica chiaramente storica. Quindi va bene, allora andiamo avanti con le votazioni. Cosa diciamo? Allora, invece la seconda parte mi piace. È vero, di questo, la prima è un po' la meno. prima invece mi sembrava proprio quella di più un inno a Maria. Io ne ricordo uno di quando ero piccolino che era proprio quasi identico. Quindi presumendo che abbiano copiato, no scherzo. 3,5. 3,5 per il Belgio? Sì. E per l'Argentina? L'Argentina ho appena ricevuto 2 telefonate, una dal vicepresidente dell'Inter e una da un signore vestito di bianco a Roma. Ecco, e allora cosa fai? 4,5. No dai, cosa 4,5? 4. Mortificatore allora? Guarda, io a quello dell'Argentina do 3,5 e invece do 4 a quello del Belgio, per la seconda parte che mi piace. Avevi detto che volevi la dedica sul libro, esatto. E continui a votare esattamente al contrario di me, cioè neanche per un mezzo cambia. E io proprio si vede che proprio mortificatore e controcalcio vanno d'accordo, perché non c'è niente da fare. 4 per il Belgio e 3,5
per l'Argentina, quindi c'è questa differenza di mezzo punto che effettivamente balla un po', poi sono dei dettagli, quindi allora 3,5, 7, 11, Belgio, passa 11 il Belgio. di poco passa il Belgio, quindi settimana prossima l'unica differenza della realtà è che ci sarà un Olanda-Belgio che in realtà non è invece un'Olanda-Argentina. Esattamente. Va bene, dai, una faccezza, un divertimento, un divertissement, come si dice, e c'è un nostro che cosa? Chi? Radio teleascoltatore, anche perché siamo su Telemilano, che ci dice, perché qua devo vedere: ciao, sentendo questi inni, come non ricordare quello che ritengo il più forte di sempre, anche se non esiste più, l'inno dell'URSS. Ciao da il vecchio inno dell'Unione Sovietica. Era veramente molto bello anche quello, no? Allora, erano bello anche quello della DDR. Se lui può riscrivere, per favore, perché io per stare tranquillo e non arrabbiarmi, non rodermi il fegato, ho scelto di non leggere più i giornali e di non guardare la televisione. Nonostante questo, un pochino la radio la sento. Resto condizionato, eccetera. Ma io invece sapevo che avevano cambiato solo le parole. A me sembra che la musica sia la stessa. Che avevano fatto la scelta di mantenere la stessa musica, ovviamente cambiando le parole. Quindi volevo sapere se è giusta l'informazione che ho o se invece. A me pare che non sia cambiato a livello musicale, perché io ci faccio abbastanza attenzione, quindi credo che sia lo perché stesso. me lo ricordo anch'io che è molto bello. Sono quelli che comunque è un po' simile a quello tedesco, sì. Anche, no? Quindi ti colpiscono, ma ci sono proprio degli inni che ti trascinano, che secondo me ti servono. Pensa che quello italiano, tanto per dire, è il primo mondiale, questo inutile per come l'abbiamo giocato, in cui i calciatori cantavano nella maniera corretta l'inno italiano. Ok, perché sai il famoso passaggio stringiamoci a corte, perché fino a il mondiale scorso era stringiamoci a corte, perché non sapevano neanche cosa stavano cantando. Certo. Invece questo è il primo mondiale in cui cantiamo l'inno in maniera corretta, poi andiamo a casa perché siamo scarsi, ma fa niente. Perfetto, quindi adesso vediamo che stanno vedendo se riescono a capire questa cosa. Allora, ripeti esattamente le date. Abbiamo Michael che ha fatto un'ottima ricerca. Allora, ripeti. Praticamente è stata data nel 1953 la prima pubblicazione. La prima pubblicazione nel 1953. Sono state cambiate le parole nel 77. Nel 77 cambiate le parole, quindi nel 53 c'era Stalin, nel 77 vabbè, penso che non c'è stato cambiato niente, non c'era, era sempre lo stesso momento della perestroica, poi? Mentre nel 91, dopo il collasso dell'Unione Sovietica, è stato totalmente cambiato. 91, esatto, sì. E poi a partire dall'ultimo giorno dell'anno 2000 viene ripristinata la melodia dell'inno sovietico. Viene ripristinata la melodia, viene ripristinata, quindi allora è giusta l'affermazione, quindi musica. Quindi la melodia è quella del vecchio testo inno aggiornato dell'Unione Sovietica con un testo ben differente. aggiornato. Bene. Vabbè, dai, abbiamo avuto qualche altra informazione riguardo agli inni. Grazie Michael. Anzi, un tuo parere personale, li hai sentiti tutti, cosa dici tra queste 8 finaliste? Secondo me la Marsigliese ti piace di più? Allora è andava per la mia strada, io ero per la Marsigliese, ma mi avete segato mostruosamente, però va bene. Pensa che poi appunto tutta sta deriva tedesca in Europa, non lo so io, quindi dovremmo anche comunque pensare. Anche sicuramente uno degli inni più ascoltati, l'abbiamo ascoltato tante volte. Sì, forse anche per quello che gioco. Bene, ultimi minuti, ci mancheranno 10 minuti circa, anche un po' meno. Riconduciamo dopo il festival della canzone dell'inno, riconduciamo alla tua mostra assieme a Serena Calderara su Picchi a Palazzo Sormani ancora fino al 22, giusto? Sì, fino al 22 di luglio. Poi sinceramente non ho capito se il 22 la devo smontare o è l'ultimo giorno invece in cui è aperto. Venite fino al 21, ecco. Promettiamo di andare perché ancora non abbiamo ottemperato questa ma oltretutto voglio dire in una posizione molto strategica in centro a Milano, certo. Arriva di tutto di più, non è un problema arrivarci dal Duomo, sono 5 minuti a piedi, insomma, voglio dire. Assolutamente. Senti, invece altre nuove iniziative, che so che tu sei sempre a pensare, a ideare dei nuovi progetti tra l'editoria, il teatro, qualsiasi altra iniziativa dove comunque c'è una ricerca di base che ti piace effettivamente fare delle tue ricerche sia a livello non solo calcistico ma anche extra calcistico, però partendo magari dalla logica che riguarda il fascino di certi giocatori, non ultimo Picchi.
Allora, sicuramente la cosa calcistica che sto facendo in questo periodo è un nuovo libro che però non ho ancora deciso come farò, ma che riguarderà quella che io definisco l'Inter spaziale, cioè l'Inter di Invernizzi, che è quella che quella che vince il campionato, l'11° scudetto nel 70-71. Che per me era ancora la grande Inter, nonostante non fosse più la Inter di Moratti, perché comunque nell'11 titolare la formazione era Vieri, Burnic, Facchetti, Bedin, Giubertoni, poi c'era Bedin, Jair, Mazzola, Boninsegna, Corso, me ne manca uno, Bertini. Per cui ce n'erano 5 o 6 della Inter. O Bedino o Bertini però, sì. Dopo mi sa che c'è qualcosa che... Vieri, Bellugi, Facchetti, Bedin, Giubertoni, Burnic, siamo al numero? Sì, è giusto. Sì. Ecco, vabbè, comunque quell'Inter lì scusami, in quella rosa lì ci sono i primi, c'è Bordon giovane e Oriali giovane più Fabian, mi ricordo. Esatto, che poi l'anno dopo arrivano alla finale di Coppa dei Campioni contro l'Ajax è appunto strapotente, gioca col vecchio calcio del Torino, quel Torino che peria su Perga, cioè il calcio totale con l'interscambio di ruoli, e vincono loro. E quindi questo è un libro, anzi volevo ringraziare proprio Ivano Bordon che mi ha messo a disposizione tutta la sua collezione della rivista Inter Football Club di quegli anni. Però la cosa più importante che sto facendo, e su questo gradirei anche magari parlarvene in futuro, è con il mio editore. Il Melograno è un marchio, questo su Picchi. L'editore si chiama Fabbrica dei Segni. Tra l'altro è un editore che in stile mio e in stile Picchi si avvale della collaborazione di persone in difficoltà, e intendiamo tutte le persone in difficoltà, cioè le persone che lavorano alla Fabbrica dei Segni sono prevalentemente persone in difficoltà. È specializzato in scolastica e ho proposto a questo editore la storia del calcio illustrato per bambini. Quindi abbiamo iniziato con la nazionale italiana, abbiamo proseguito con la Juventus, entro la fine dell'estate uscirà l'Inter e poi uscirà il Milan per Natale e poi tutte le altre. È la storia del calcio illustrato, il libro è un po' come... Li ho visti, sono molto carini, anche hanno una bella grafica. È un po' come multimediale, no? Clicchi, giri pagina, a sinistra c'è il testo, a destra c'è l'illustrazione. Ma anche in questo c'è lo zampino della dottoressa Calderara che sta andando a vedere anche quali sono gli episodi molto belli, perché per appassionare un bambino di 8, 9, 10 anni, questo è il target di questi libri, poi possono essere letti anche da bambini più piccoli insieme ai genitori e ai fratelli maggiori. Per appassionarli a una storia anche di 3-4 anni prima è molto difficile, perché loro non sanno neanche chi sono Gattuso e Materazzi, per dire, un bambino di 8. Certo. Allora gli devi raccontare le storie molto particolari. Facciamo sempre un po' la par condicio, no? Boniperti della Juventus, quando faceva un gol veniva pagato con una mucca che lui andava a prendere nella tenuta degli Agnelli, soltanto che dopo un po' il fattore telefonò ad Agnelli e dice: ma sì, qui segna troppo. Io lo dico in milanese, lui l'ha detto in piemontese. Segna troppo? Perché segna troppo questo signore? Devo cambiare adesso. Perché Boniperti si portava via le vacche gravide. Quindi il loro allevamento diminuiva sempre di più, e invece lui si stava facendo questo allevamento a casa sua. Piuttosto che è famosa anche mi piace citare Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport, che ha scritto un bellissimo libro, uno dei più bei libri che io abbia letto, nonostante sia un libro sul calcio, un romanzo che si chiama Ora sei una stella, che racconta appunto del primo presidente dell'Inter, Paramitiotti, che dicevano portasse un po' anche volevo sapere dove quel nome lì dove si un po' sfortuna, diciamo. Sì. Un po' esatto. Allora, primo giocavamo a lato del naviglio, e quindi lui stava su una barca sul naviglio corretino per recuperare i palloni. Il presidente, no? Poi, siccome dicevano che portasse sfortuna, non lo facevano andare ai derby. Allora lui si è messo il naso finto, gli occhiali finti, i baffi finti, ed è andato a vedere la partita. Guarda quello lì che faccia da ecco, la storia del calcio è fantastica. È fantastica queste cose qua. Posso dirne un'altra? Sì, veloce. Allora, nel 1968 noi vinciamo gli europei di calcio. Capitano di quella nazionale è Giacinto Facchetti. Come ci andiamo agli europei di calcio?
tirando la monetina a testa e croce nella semifinale contro l'Unione Sovietica, cioè non c'erano i supplementi, non c'erano i rigori, ma si tirava la nominaliosa, prendi testa, croce, andavano nello spogliatoio e sì, che è uscito Facchetti esultando, c'è una cosa pazzesca se ci pensi. La monetina è finita sotto una panca. È finita sotto la panca. Si è infilato questo spirlungone sotto la panca e si è messo a urlare come un dannato. E allora in corridoio gli altri hanno capito. Allora di episodi questi ce ne sono, a parte le storie delle nostre squadre sono veramente belle, ci sono tanti forse episodi. Perché c'è spazio all'improvvisazione in un periodo dove chiaramente il fattore tecnologico era minore, no? Adesso abbiamo assistito a due cose importanti, no? A due cambiamenti, l'occhio di falco che delimita, permette di far sì che si veda chiaramente sulla linea di fondo, anche quella del gol non gol. Siamo una squadra fortissimi. Che ho scritto no alla bomboletta, non so perché. No, la bomboletta la vogliono di colore verde allo stadio allo stadio, come si chiama il loro stadio? Juventus Stadio. Non riesco a pronunciarlo, dovete scusarmi, no? E quindi è di colore verde, giusto? È bello, una bombonierina. Una bomboletta. No, per carità, invece facciamo una volta tanto i tecnici. Sì, assolutamente. Allora Dobbiamo fare i tecnici. Non si possono fare due campionati. Cioè loro ne fanno uno da soli e gli altri fanno un altro campionato. Cerchiamo anche noi di andare a giocare un calcio, perché adesso parliamoci chiaro, 30 punti la seconda, 50 la terza, non è un calcio reale. 50 noi sono un po' troppi. Non è un calcio un altro reale. campionato. No, assolutamente. Viviamo campionati differenti in questi anni. Va bene, allora noi stiamo per chiudere. Prima di chiudere permettimi una cosa, io siccome l'ho criticato da inizio mondiale, trovo che sia un essere estremamente sopravvalutato. Due cose, sono due esseri sopravvalutati e strapagati. Sta colpendo. Uno è un augurio a Neymar di rimettersi presto in piedi e ritornare a giocare a calcio. L'altro è per il signor David Luiz, che si è dimostrato un grande uomo prima che un calciatore secondo me mediocre, ma chapeau a questo signore veramente per il gesto che ha fatto nei confronti di Rodriguez, ma non solo, è rimasto a firmare autografi nonostante la pressione che abbia, ha avuto tempo per andare a parlare, trovare bambini disabili, un grande un uomo fatto e finito. Oltre che è un calciatore di buon livello. Quindi praticamente questi sono discorsi dei valori su cui abbiamo girato attorno alla figura di Picchi. Abbiamo avuto quindi Pierluigi Arcidiacono oggi, è stato un piacere. Dobbiamo parlare anche con Marco Lombardo. Quando si incomincia a parlare di calcio in un certo modo, almeno a noi piace, quindi chiaramente assolutamente. Va bene, grazie allora Pierluigi. No, io ringrazio voi e scusatemi, so che non si usa più fare nelle radio e nelle televisioni, ma voglio ringraziare veramente il Comune di Milano che mi ha dato una grandissima opportunità con questa esposizione a Palazzo Sormani. Bene, grazie ancora per la tua presenza, ci vedremo magari uscirà il prossimo libro, assolutamente, quando vuoi passare di qua non ci sono problemi, la porta è sempre aperta. Mortificatore, ti ringrazio. Lisa Controcalcio, grazie a te. Alla prossima, e settimana prossima è l'ultima puntata prima della pausa estiva. Andremo tutti al mare. Domani sera dalle 22:30 sul canale 12 del digitale Telemilano saremo io, tu. Night match con me, te e il signor Filippo, non so se c'è Collovati. Ci sarà Collovati. Benissimo, andiamo avanti in questo modo. E Filippo Vernazza e la splendida Barbara. Va bene, saluti, che calcio che fa settimana prossima. Ciao. Ciao.